Cari amici, ben ritrovati in una nuova puntata di Eventi del Territorio e quest'oggi torniamo a Sant'Anna. Siamo in compagnia del nostro carissimo amico Mario Rosolin. Si riparte alla grande con questa 47esima edizione. 47esima edizione della Sagra di Sant'Anna. Partiti bene, abbiamo cominciato ieri sera e andiamo avanti fino al 30. Specialità sono sempre le solite: grigliate, postate, churrasco. Siamo un bel gruppetto di volontari e speriamo che continui così, perché vediamo che la gente risponde. Beh, a vedere quello che sta succedendo dietro le nostre spalle, l'affluenza è grande. Sì, grazie. Mario, noi dicevamo poc'anzi a telecamere spente un grazie enorme a tutti i volontari. E anche un grazie enorme a tutti i volontari, perché purtroppo gli anni passano e noi invecchiamo, però vediamo che ci sono tanti giovani che ci danno una mano e ci danno soddisfazione. E infatti vediamo tantissimi giovani girare per le tavolate. Mario, la festa continua fino al 30 e quindi hai 3 secondi davanti alle telecamere per invitare tutti i telespettatori a venirci a trovare qui a Sant'Anna. Noi siamo qua fino al 30 e vi invitiamo tutti a venirci a trovare. Troverete buon mangiare e da bere. E quindi Anche tutta musica. E adesso, a proposito di mangiare e di bere, mettiamo giù i microfoni, spegniamo le telecamere e ci sediamo anche noi a mangiare un ottimo piatto. Perfetto, adesso facciamo proprio, andiamo a assaggiare un buon piatto di costicine o quello che... È quello che capita, quello che passa alla cucina. Bravo, bravo. Mario, noi ti ringraziamo tutto il comitato Festeggiamenti Sant'Anna, diamo appuntamento a tutti i telespettatori fino al 30 luglio, siamo qui a Sant'Anna, vi aspettano con un bel boccale di birra e delle ottime pietanze servite calde. Grazie a tutti e buona serata. Grazie. Thank you.